Costa Bianca Estate è un'iniziativa che la Tourist Service di Emanuele Farrugia ha voluto organizzare dopo il lockdown, un evento sicuramente impegnativo e nella speranza, insomma, che si possa ripartire. Questo cartellone importante, interessante, è stato realizzato con lo spirito della ripartenza. Devo ringraziare il Comune di Realmonte per averci messo a disposizione il teatro, ma fondamentalmente devo ringraziare tutti gli artisti, tutte le compagnie teatrali, i cabarettisti che si sono messi in campo senza nessun cachet. Quindi noi stiamo facendo questa rassegna teatrale solo con lo sbigliettamento. Invitiamo tutti ad essere presenti, ripeto, per dare una mano alla ripartenza, perché purtroppo il nostro è uno dei settori più danneggiati in assoluto. Veramente stiamo avendo dei grandi danni, tutti i grandi eventi annullati, tutti gli spettacoli annullati. Questo è un sacrificio che stiamo facendo, dove ognuno di noi sta mettendo la propria parte. Io sto mettendo gli impianti, l'organizzazione, la biglietteria, gli artisti stanno mettendo la loro grande competenza, la loro grande professionalità, tutta a disposizione del pubblico, con lo spirito solo ed esclusivamente di ripartire e di rimetterci in moto ritornare alla normalità. Ricordiamo qualche nome, ricordiamo anche dov'è l'evento. Sì, l'evento è al Teatro Costa Bianca, Lido Rossello a Realmonte, ci sono nomi importantissimi, Manlio Dovì il 10 di agosto, il 13 Milici e Mandreucci, poi ci sarà Toti e Totino il 16, il 19 ci sarà Lipari, ma continuiamo con i fratelli Savatteri, sia Marco che Fausto, Ilaria Bordenga con il suo gruppo di musicisti e anche di arte circense, per non citare poi importantissimo anche Giovanni Moscato e tutta la sua compagnia del Teatro della Posta Vecchia. Vi aspettiamo al Teatro della Costa Bianca, la prevendita è attraverso il box office in via Emera numero 27 e si può comprare anche online sul sito webtic.it.